La candidatura UNESCO è una candidatura che coinvolge molte istituzioni, dai ministeri alla Regione, che ha un ruolo fondamentale nel coordinamento, alle amministrazioni comunali, ai soggetti economici e della comunità del Conegliano Valdobbiadene. In questo momento c'è il comitato scientifico che sta lavorando, sta interagendo con gli enti proprio per cercare di dare le risposte necessarie affinché gli esaminatori capiscano e conoscono cosa effettivamente candidiamo. È un lavoro complesso. Lo è stato per qualsiasi candidatura oggi riconosciuta UNESCO e credo che questo lavoro debba continuare senza limiti di tempo, proprio perché crediamo nell'unicità di questo territorio e crediamo che sia necessario fornire a chi ci giudica tutti gli elementi necessari proprio per apprezzare l'unicità delle colline del Conegliano Valdobbiadene.